Flavio Tosi oggi parla con Alfano, Zanetti, Verdini, personaggi politici che non hanno nulla a che fare con quella che è la linea politica del centrodestra e di noi consiglieri che facciamo il nuovo gruppo consigliare Centrodestra Veneto. A meno di un mese dalle elezioni comunali a Verona, Flavio Tosi perde 2/3 del suo gruppo in Consiglio regionale. L'ex capogruppo Stefano Casali e il vice Andrea Bassi se ne vanno per costituire un nuovo soggetto insieme al consigliere della lista Zaia Fabiano Barbisan, in prestito dalla maggioranza per raggiungere il minimo di 3 consiglieri previsto dal Parlamento per non finire nel gruppo misto. Vogliamo dare un messaggio molto chiaro che non abbiamo niente a che fare con i nuovi neocentrismi, neopportunismi che hanno come bussola politica solo valutare le opportunità per poi collocarci. Noi lo vogliamo dire in maniera chiara, siamo di centrodestra, un centrodestra che si basa su un programma molto chiaro, temi valoriali, identitari e un sostegno forte al referendum sull'autonomia. Un orientamento chiaro e decisamente amichevole verso la maggioranza di Luca Zaia, della quale comunque il nuovo gruppo non entrerà a far parte, almeno formalmente. Fa piacere vedere che ci sono dei consiglieri che hanno avuto il coraggio di alzare la testa, di creare un nuovo soggetto politico che per carità non è entrato in maggioranza, però voglio dire è un forte segnale, soprattutto anche in vista delle elezioni a Verona, che ormai il progetto di Tosi è sostanzialmente fallito. A presidiare il fortino del sindaco uscente di Verona resta solo Maurizio Conte, nuovo capogruppo e unico consigliere della lista Tosi per il Veneto. Ognuno è libero di fare le sue scelte. In questo momento io ritengo che il mio ruolo è quello appunto di rappresentare chi mi ha votato, di rappresentare quei veneti che vogliono aver voce anche magari dalla parte opposta della maggioranza.